Un buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio dilettantistico in diretta dal Giorgio Matranga di Castellammare per commentare tutti insieme la partita valida per la 19ª giornata del girone di promozione siciliana tra Alba Alcamo e Partinica Audace. E inizia adesso ufficialmente Alba Alcamo contro Partinica Audace. Palla giocata in mezzo e colpo di testa, il primo della partita. A cercare De Luca. Palla arriva al limite D'Amico. Ha provato la conclusione per spessore. Tanto Viscuso ancora a cercare proprio il suo numero 9. Con un brivido Misseri. Cercare D'Amico. Di testa. Cercare De Luca a sua volta. Rincorsa lunga per battere le rimesse laterali. Pallone arriva ad D'Amico. Anticipato, poi scrozzo di testa, prolungare l'azione del Partinica Audace, Maranzano, molto bene per Butera, colpo di testa intercettato da Misseri, Filì, scrozzo, trama pulita del Partinica Audace, ma occhio alla pressione dell'Alcamo, e altro tiro in porta dei biancorossi, lancia a lungo Lentini, Amiri, buono stop. Poi cercato Maranzano per vie orizzontali, va direttamente col destro a cercare uno tra De Luca e Butera, poi scrozzo con la coordinazione, diventa un assist per De Luca, palla alta e sul fondo, poi pressione di De Luca, ma esce in qualche modo l'Alcamo e anche bene, buona verticalizzazione all'indirizzo di Corso da parte di Caruso, Corso zona tiro, palla sul fondo, parte Viscuso col destro, è stata una buona conclusione in due tempi. Misseri fischia il direttore di gara e quindi inizia la ripresa tra Alcamo e Partinica Audace con Viscuso che cerca De Luca, la sponda di Longo subito, bello il pallone per Maranzano, palla che esce e allora Maranzano verticale, lunghissima questa palla per D'Amico, rischia tantissimo l'Alcamo e poi D'Amico addirittura con una rovesciata provato a sorprendere Misseri, off di promozione consecutivamente prima di arrivare a Partinico, poi Butera col petto per De Luca, Scardina prova ad andare, Scardina al cross per Butera, la palla arriva a Longo, tutto solo e gol di Longo, la sblocca il Partinico Audace, una partita molto complicata. Parte Longo, De Luca di testa, palla sul fondo, corner battuto, libera Viscuso, poi Corso che andrà a battere Scrozzo, palla per D'Amico e anche lui fa il quarto gol personale in campionato, il gol dell'ex e raddoppio del Partinica Audace, fondamentale il suo apporto nei calci piazzati, che va al lancio. Ok, questa conclusione di Ammoscato è sulla ribattuta. Arriva il 2-1. Ammoscato. Cusumano di testa. Spinta ai suoi danni, fallo. Respirano i neroverdi e triplice fischio del direttore di gara che mette fine a questa partita, che vince il Partinica Audace, torna a vincere la squadra di Abenante dopo un pareggio e una sconfitta